Eder, McAllister. Io non ho mai sentito parlare fino adesso, questa per me è una novità assoluta. L'unica cosa che posso dire è che come mai Sebastiano ha negato la possibilità che io avessi un rapporto con Liliana fino a ieri e adesso sono addirittura il papà di un figlio con lei. Non ho mai saputo che lei aspettasse un figlio. Forse sarebbero cambiate le cose anche. Il discorso della paternità è che tu fossi il padre, io lo sapevo da 1 anno e mezzo, ma la novità è l'ammissione di Sebastiano di conoscere tutto. Sapeva, chiedigli perché ha negato tutto fino all'altro ieri. Ma tu questa cosa la sapevi? Molti anni No, è una novità che mi è arrivata anche a me adesso, per cui non voglio commentarla perché non merita. Commento esclusivamente il fatto che Sebastiano fino a ieri e l'altro ieri ha sostenuto che io mi sono sognato un rapporto amoroso con Liliana e adesso all'improvviso io divento addirittura il probabile possibile padre di un figlio che nascendo poteva essere suo. Allora, questa notizia non la voglio neanche commentare, chi commenta da sé, non la voglio commentare sulla possibilità o meno, a me mi arriva nuovissima. Io avevo sentito che Liliana aveva parlato con la stessa persona di cui Visentin adesso mette in bocca il fatto che lui l'ha fatta abortire, invece lei aveva detto, se non sbaglio, che Sebastiano non voleva altri figli, ne aveva già detto. Io ho dichiarato per la cronaca in polizia quando sono andato il 15 dicembre la mattina alle 9, appena scomparsa lei, non sono andato a denunciare la scomparsa perché l'ho fatto il marito la sera prima, ma la mattina dopo io sono andato in polizia a dichiarare che con Liliana io avevo avuto rapporti di amicizia dal 19, chiamiamola di amicizia particolare se vogliamo, dal 19 dicembre 1981, per cui io ero libero perché mi sono risposato nel 95, motivo per cui mi consideravo libero. Però questa notizia non la voglio neanche commentare, si commenta da sé, perché Sebastiano ha sempre sostenuto che io ho dichiarato di essere l'amante di Liliana vaneggiando, cioè era un'invenzione da parte mia. Uno fino a ieri dice che non crede, che io mi sono sognato le relazioni e subito dopo, 2 giorni dopo, esce incolpandomi, diciamolo così, di un'eventuale gravidanza di Liliana durante il loro rapporto, che Liliana lo tradiva anche quella volta, e se non era chiedetelo a lui, non a me, punto. Non voglio neanche commentare questa cosa, rifiuto di commentarla, punto. Va bene. E lui fino all'altro ieri ha sempre dichiarato che io mi sono sognato e si è tirato dietro il volero, ma è morta la moglie e mi consideravo libero di fare quello che volevo. E Liliana stava troncando con Sebastiano per venire a vivere da te. Io questo l'ho dichiarato in polizia il 15 dicembre 21, sarebbe successo 4-5 giorni dopo la sua morte in realtà, o la sua scomparsa. Che piega sta prendendo adesso questa vicenda? Diventa gossip a questo punto, invece che rimanere seria com'era. Io ho dichiarato subito che Liliana aveva intenzione di lasciare il marito, sarebbe successo pochi giorni dopo e non ho capito come. Per 2 anni o più lui ha detto che io sognavo, vaneggiavo, adesso all'improvviso divento addirittura il papà di un figlio che avrebbe potuto essere lui suo. Questa intercettazione è chiaro che prende valore proprio alla luce del fatto che Sebastiano ha sempre negato questa relazione tra Liliana e Claudio. È stato Sergio a sentire l'esigenza di chiarire, visto che la narrazione del marito è deragliante e continua ad essere piena di vuoti, e per cui ecco ci ritroviamo qui oggi a commentare questa notizia di questa intercettazione
che poi non è l'unica, perché in realtà nella stessa intercettazione, sempre un ambientale, sempre del 5 marzo, Sebastiano dice all'interlocutore di avere ancora delle foto di Claudio Stertin con Liliana, parecchie, tra l'altro dice, ma che queste si trovano negli hard disk sequestrati, e sempre in questa intercettazione si preoccupa circa il fatto se la difesa Resinovic abbia visto il contenuto del materiale sequestrato. Quindi insomma sono contenuti che hanno a nostro avviso un importante valore probatorio. Cioè, a me sembra che Gabriele ha detto già tutto, non serve a commentare altro, secondo me. Non ci sarebbe da piangere, sarebbe da ridere. Noi chiaramente dell'esistenza di queste intercettazioni lo sappiamo da tanto tempo, e proprio perché si trattava di fatti privati, intimi di Liliana, abbiamo sempre rispettato chiaramente questo. Sergio ha ritenuto di riferire queste informazioni, pertanto io mi sto chiaramente limitando a commentarle, no? A dare il punto di vista della difesa, quindi ci tengo innanzitutto a specificare questo, ma Sergio, se ha riferito questo è proprio perché è alla ricerca della verità, per cui dice, visto che il marito e la narrazione del marito è deragliante, piena di vuoti, ancora non conferma questa relazione, si è sentito insomma di dover intervenire in questo senso, proprio perché insomma si metta la parola fine. Si bloccava talmente tanto Liliana, se posso dirlo, tanto l'avversario, che nell'ultimo mese, cioè tutto dicembre vuol dire fino al giorno 14, quando lei è scomparsa naturalmente, ci sono 2 settimane, 14 giorni. Per 7 giorni loro sono stati via da Trieste, 1, 2 e 3 dicembre, 8, e poi nuovamente verso il 11, 12, 13, cioè 7 giorni su 14 erano assenti da Trieste. Negli altri 7 giorni tra di noi, a parte i molti messaggi WhatsApp che sono reperibili, sono intercorso in tutto 17 telefonate, 17. Lei ha chiamato me 14 volte, io ho chiamato lei 3. Allora lei era talmente terrorizzata, dice lui, che è rimasta lì ad ascoltarmi io che la terrorizzavo per 16 minuti filati dopo aver chiamato lei. Tanto vale uno così, gli chiudi il telefono, gli batti il telefono in faccia. Il pomeriggio di quel stesso, non pomeriggio, alla 1, 4, meno di 5 ore dopo, lei dalla sauna mi manda un messaggio che dice: un relax, pensando a domani, amore mio. Lei non era in casa come ha inserito lui, come una tigre in gabbia che cammina avanti e indietro per 50 passi col telefonino in mano in quei minuti, ascoltando uno che la terrorizza, ma era viceversa in via Giulia 77, che è il Giulia per Trieste, lo conoscono tutti, ipermercato in alta via Giulia, per cui a circa 500 metri da casa. Stava camminando sul marciapiedi di fronte al numero 77, il tunnel è quello, lei aveva già deciso di comunque separarsi dal marito. In quel periodo, a parte il fatto, io devo aggiungere un'altra cosa, in 40 anni più noi non ci siamo mai persi di vista, il che vuol dire poco o tanto. Prima. Seconda, dal gennaio del 21, dal gennaio, morta mia moglie, lei si è trovata praticamente per conto mio una strada aperta che era chiusa fino ad allora. Mia moglie è morta di Covid purtroppo, lei era al funerale, e ci siamo rivisti, non visti, ci siamo rivisti, eccolo, e lei più volte mi ha detto: io me ne andrei anche da casa, ma dove cavolo vado? La casa è mia, sono io che ho in mano l'affitto, le bollette, era fermamente intenzionata di fare quello che ho detto. Io lo ridirò fino alla morte. Lei era pronta a trasferirsi in casa mia dopo il 19
dicembre. Il discorso della paternità è che tu fossi il padre, io lo sapevo da 1 anno e mezzo. Io non voglio dire niente, neanche commentarla, dico solo però una cosa importantissima secondo me. Siccome sono fatti 35 anni fa o più, non meritano neanche da parte mia almeno di essere presi in considerazione. Se però Visentin dice che potenzialmente potevo essere io il papà di quella creatura, e con quale lucidità ha negato fino all'altro ieri che io non potevo essere l'amante di Liliana, visto che io mi sono professato tale? Domanda, dove c'è l'incongruenza? Visentin in questi ultimi paio d'anni veramente ha detto tutto e il contrario di tutto. La finiremo o no? Io sono veramente in qualche maniera schifato di sentire certe argomentazioni, perché Visentin fino all'altro ieri ha dichiarato che io mi sognavo i miei rapporti con Liliana, me li sognavo. Se uno è capace di lasciare incinta una donna sognando, mi sembra che siamo al limite del no gossip, giustamente, della fantascienza, se vogliamo. Ugualmente vale anche la storia per il buon amico Covalero, che dice che io sognavo storie erotiche con Liliana. Bene, sognando storie erotiche con Liliana l'ho lasciato incinta? Non voglio neanche commentare il resto. Secondo me questa notizia per me, io l'ho appresa adesso, non ho mai saputo né immaginato che Liliana potesse essere rimasta incinta da parte mia. Non voglio neanche commentare il fatto, però per poter mettere incinta una sognando mi sembra che siamo al limite della fantascienza. Sì. Io non voglio neanche commentare. Io ho dichiarato in polizia che io e Liliana in 40 anni, da quando è iniziata la primissima volta la nostra storia, ricordata da lei, l'ho ripetuto in polizia, il 15 dicembre del 21. Lei mi ha ricordato che noi abbiamo avuto il nostro primo incontro d'amore il 19 dicembre 1981. 40 erotti anni fa. E io ho dichiarato in polizia che io con Liliana, in tutti questi 40 anni, non ci siamo mai persi di vista. E questa è una realtà, una verità assoluta. Che dopo il perdersi di vista può voler dire tante cose, è un altro paio di maniche. Io non ho mai perso di vista Liliana, ci siamo sempre, se non incontrati, telefonato, mandato gli auguri dei rispettivi compleanni per 40 anni di fila. Punto. Solo questo volevo aggiungere. Ma tu questa cosa la sapevi? Certo che no, l'ho appreso adesso, perché non penso che Gabriella Marano informa a me di quello che loro vogliono fare. Ok. Mai accennato a me Liliana di essere rimasta incinta, mai. Non incinta di me, incinta in assoluto. Cioè perfino senza voler dire questo è figlio tuo. Io non ho mai saputo che Liliana è rimasta incinta, l'ho appreso adesso. Come mai questa notizia esce proprio ora? Secondo me soprattutto per dimostrare una volta di più, se ce ne fosse stato bisogno, che in questi paio d'anni Visentin ha raccontato tutto e il contrario di tutto. Lui si è sperticato fino all'altro ieri di insistere nel dire che la storia mia con Liliana, io mi ero professato amante, quantomeno per questi ultimi paio d'anni, per dire, da quando loro sono tornati dalle ferie in poi, da quando noi avevamo deciso congiuntamente di riunirci, per capirci, lui ha smentito tutto perché io raccontavo panzane. La nostra storia per lui era una cosa inventata. Io invece, proprio per questo motivo, prendo per me quello che mi sta bene, cioè il fatto è che Sebastiano non poteva non sapere della nostra relazione, punto e basta. Del resto non mi interessa, sono illazioni, gossip, chiedetelo a Sebastiano. Non ho capito perché lui tira fuori questa storia, oppure questa storia viene fuori anni dopo. Non mi interessa più di tanto, veramente no. Se fosse qua Liliana
allora era un altro discorso. Ma così lo dice lui, amen. All'epoca dei fatti eri già sposato. Certo, ed è per questo che io non voglio mischiare le due cose. No, non ero sposato. Nell'85 io ero ben che separato da mia moglie in attesa di divorzio e mi sono risposato nel 95. E in quel periodo io conoscevo Liliana e qualche volta ci frequentavamo, perché no? Non posso negarlo, perché no? Nel 93 io non ero sposato, mi sono sposato nel 95. Quindi ci vedevamo ogni tanto. D'altro canto, io non posso, cioè la storia, questa storia, a me mi arriva nuova oggi. Allora non solo, io so che per testimonianza di una sua amica, Liliana le avrebbe condizionale, però mi sembra che è venuta fuori. Liliana le avrebbe detto che Sebastiano non voleva figli perché ne aveva già 2. Parola di Liliana, almeno questo mi sembra di aver sentito. Comunque, a parlare oggi di storie di 35 anni fa, a cosa serve? Serve esclusivamente, per non dire soprattutto, per me, a dire che io con Liliana mi frequentavo, perché no? Cioè ci si vedeva, perché in rapporti non ho mai perso il contatto, in parole povere. Io questo l'ho dichiarato in polizia. Subito dopo la nostra intenzione di ritrovarci, chiamiamola così, è venuta fuori tale nel 2021, si è rafforzata appena loro rientrati dalle ferie ed eravamo fermamente decisi di convivere dal 18, 19, 20 dicembre di quell'anno in poi. E Sergio questa cosa la sospettava? Per lui una novità, per me anche, sono novità, anche per lui una novità. Mi sono lasciato da Sergio, adesso io sono la bocciofila triestina della Maddalena, qua un saltino mi ha portato lui. Abbiamo parlato fra di noi mezz'ora fa. Io non ho mai saputo che Liliana fosse rimasta incinta da chi che sia. Hai mai avuto il dubbio che potesse frequentare anche altre persone, Liliana? Io metterei una mano sul fuoco, però dopo la posso bruciare, non so cosa dire. Veramente non voglio parlare così, perché sennò fa finire che la donna nella quale io credevo si presenta sotto un'altra luce. Non voglio sicuramente approfondire per niente. Per me se cioè non so cosa dire. Io so di una uscita di Liliana con un'amica che gli ha detto come mai non avete avuto figli, e Liliana le avrebbe risposto Sebastiano ne ha già 2, non ne vuole altri. Che piega sta prendendo adesso questa vicenda? Questo qua può diventare, ecco perché non è mai stato un altro dei moventi eventuali possibili di un eventuale delitto. Il primo sarebbe quello economico, che io l'ho già sbandierato e lo dirò in eterno. È entrato in possesso di 2/3 del conto corrente di Liliana e adesso ha una reversibilità di 1.000 rotti euro al mese. Se vi sembra poco, questa è la realtà, non può negare nessuno. Negato fino all'altro ieri. A me mi sembra relativamente difficile, perché mi sembrerebbe strano che a me lei non me l'avesse detto, quantomeno io posso dire almeno questo, ecco. Cioè non voglio confermare né negare, però visto che io non ho mai sentito parlare di questo argomento, mi sembra assolutamente strano, improbabile, anche se l'impossibilità non esiste, di poter essere tirato in causa, ecco. Un poco fuori dalla norma, se vogliamo. Ricordatevi che io seguo questo canale e leggo tutti i commenti. Ricordatevi che è meglio che state attenti a quello che scrivete di offensivo. Venghino signori, venghino. Il circo Barnum Blues ci sta preparando nuovi numeri fantasmagorici per giustificare la nuova rivelazione bomba della gravidanza di Lilli incinta di Claudio Sterpin.
Nella puntanata di stasera i vari espertoni di non so che si sperticheranno in numeri di illusionismo e teorie da fantascienza per sostenere che questa rivelazione è ininfluente. Peccato che il luciferino arzigogolatore di risposte nonsense. Queste sono cose che dicono loro. Ha sempre affermato di aver avuto notizia dell'esistenza della liaison solo dopo la morte della moglie. In particolare in una intervista a Radio Caffè ha chiaramente affermato di averlo appreso dopo, perché questo signore Sterpin è andato a dirlo in questura. Ma l'abilissimo direttore del circo domani sera si produrrà nel suo numero preferito, la sparizione delle verità fattuali ed il teletrasporto nel mondo delle castronerie. Però in fondo, la vera novità è che questa volta è stata una cosa che dice lui. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.